ragazzi, bentornati allo scrigno del calcio. Lo scrigno non lo vedete qui davanti a me, ci ha già portato qualcosa, ci ha portato questa maglia, la maglia del Milan 2003-2004. Perché? Perché oggi andremo a raccontare l'incredibile crollo del Milan in Coppa dei Campioni, Champions League, alla Corugna nel 2004. Prima di farlo vi ricordo di iscrivervi al canale in modo che la nostra comunità possa crescere ancora e le nostre storie possano essere raccontate ancora per tanto tempo. Perché raccontiamo la storia del Milan e del crollo del Milan alla Corugna nel 2004? Perché nel 2003-2004 il Milan, che è campione d'Europa in carica, è forse la squadra più forte d'Europa. È il Milan di Ancelotti, è il Milan che ha quella squadra che ha già vinto l'anno prima con Dida in porta, con Nesta, Maldini in difesa, con il centrocampo con Pirlo, Seedorf, Gattuso e l'attacco con Shevchenko e Kakà ha aggiunto, scusatemi, con Shevchenko, Inzaghi ha aggiunto, e Rui Costa ha aggiunto Kakà. È un Milan che è dato da tutti, è indicato da tutti come la grande favorita per rivincere la Coppa dei Campioni. E raccontare questa storia, io ve lo dico per me, che sono milanista, tanto non c'è, credo, niente di male nel dirlo, io parlo di tutti e di tutto eh, con la stessa oggettività, è pesante perché e capisco anche quanto possa essere stato invece una goduria per gli interisti, per gli juventini, per gli antimilanisti in generale vivere quella serata. Io credo che eh, quella che fu definita la caduta degli dei quella sera sia stata davvero l'affermazione, la definizione più corretta, perché quel Milan lì era davvero pronto ed era davvero con la strada spianata per fare il bis in Europa. Tra l'altro quell'edizione della Coppa dei Campioni o della Champions League, chiamatela come volete, vide perdere dei pezzi per strada importanti, dal Real Madrid alla Juve, al Chelsea. Sembrava davvero per il Milan fatta apposta per arrivare tranquillamente in finale e vincere. Tra l'altro la finale, la ricorderete, chi non la ricorda, ne parleremo magari un'altra volta, fu Porto-Monaco. Vinse il Porto di Mourinho 3-0. Furono due squadre comunque sorprendenti ad arrivare fino in fondo. Il Milan avrebbe vinto quella coppa, difficile dire quanto facilmente, ma era la grande favorita. Tra l'altro il Milan passa abbastanza agevolmente il primo turno, la fase a gironi, è lanciato per vincere lo scudetto che non vince dal 1999 e che la proprietà ha chiesto ad Ancelotti. Il Milan è sempre stata una squadra da coppa. Ancelotti ha scritto la sua autobiografia, preferisco la coppa, inteso probabilmente non solo come salume ma anche come trofei, e però fare il bis in Europa sarebbe una cosa già fatta dal Milan, ma sarebbe eccezionale in epoca moderna. Il Milan ha già vinto due volte la Coppa dei Campioni, nell'89 e nel 90 con Arrigo Sacchi, e vuole rifarlo con Ancelotti. Agli ottavi di finale batte lo Sparta Praga, pareggia 0-0 a Praga, vince 4-1 a San Siro, soffrendo un pochino, ma quando il Milan attacca in quel periodo è una squadra devastante. Ai quarti di finale il sorteggio mette davanti ai rossoneri il Deportivo La Corugna, che è una squadra spagnola non spagnola. È una squadra molto insidiosa, è una squadra molto tecnica ma anche molto pratica. È una squadra che bada molto al sodo e che nella sua storia ha già messo in difficoltà sia il Milan sia la Juventus. È una squadra che quando affronta le italiane le mette sempre in grande difficoltà. Milan Deportivo del 23 marzo del 2004 è una partita strana. Deportivo gioca meglio il primo tempo, segna con Pandiani, suo attaccante, all'inizio, al decimo, undicesimo del primo tempo, e il Milan fatica. Poco prima dell'intervallo la squadra di Ancelotti riesce a pareggiare con Kakà. All'inizio del secondo tempo assistiamo a qualcosa che io credo
sia stato forse unico nella storia del calcio. Il Milan segna 3 gol fra il 46esimo e il 53esimo. Io vi dico, mi ricordo esattamente che cosa ho pensato alla fine di quella partita. Ho pensato che il Milan fosse la squadra più forte del mondo e probabilmente era così, per espressione di calcio, per strapotere tecnico, per mentalità, per carisma, per sicurezza di come quella squadra giocava. Segnano Shevchenko, ancora Kakà e Pirlo con una delle sue punizioni. Se voi trovate il filmato di quella partita, a parte che troverete il gesto di Ancelotti dopo il gol di Pirlo che è come per dire guardate che roba, ma probabilmente se riusciste a trovare la partita integrale vi accorgereste di quanto quella squadra fosse forte. Il Milan vince 4-1 e tra l'altro, e questo sarà importante probabilmente ricordarlo dopo la partita di ritorno, viene fermato in fuorigioco credo 4-5 volte. Quella partita sarebbe potuta finire 9-1, per quanto il Milan dopo aver trovato il pareggio riesca ad arrivare con facilità non solo nella metà campo avversaria ma proprio in porta. Thomasson, Shevchenko vengono fermati in fuorigioco, ripeto, 4-5 volte. Sarebbe potuta essere per il Deportivo La Coruña una mattanza clamorosa. Eppure il 4-1 sembra un risultato abbastanza sicuro per il Milan. Però succede qualcosa. Succede che da quel picco di quella partita il Milan inizia a calare, soprattutto da un punto di vista fisico. Qualche campanello d'allarme c'è già in campionato, perché il Milan pareggia 2-2 a San Siro contro il Chievo, che va in vantaggio 2-0. Il Milan riesce a strappare il pareggio al 6° minuto di recupero. Prima segna Pirlo a una decina di minuti dalla fine, poi pareggia Shevchenko su un'uscita di Luca Marchegiani, che è il portiere del Chievo, abbastanza avventata. Shevchenko di testa riesce a siglare il 2-2 che permette al Milan di non perdere. E poi il 4 aprile, 3 giorni prima di Deportivo La Coruña Milan, il Milan pareggia 1-1 a Modena e si vede che qualcosa inizia a scricchiolare in quel Milan, non tanto in campionato, perché il vantaggio sulla Roma è abbastanza rassicurante. Ci può stare un paio di partite, ci possono stare un paio di partite in cui la squadra non vinca, ma qualcosa si vede che non funziona più come prima. Il Milan a Modena è molto nervoso, va in vantaggio e viene raggiunto. La partita finisce 1-1, il Modena è in lotta per non retrocedere, il Milan si vede che non sta benissimo, però nessuno si aspetta che alla Corugna possa uscire fuori una partita tanto negativa per il Milan. Il Milan dovrebbe prendere 3 gol e non farne per uscire. E tra l'altro, quando il 7 aprile del 2004 Deportivo e Milan scendono in campo allo stadio Riazor di La Corugna, il Milan parte bene, ha un'occasione dopo pochissimi minuti con Kakà, però il Milan si esaurisce lì. Deportivo segna ancora con Pandiani al 5° minuto su un erroraccio di Dida che qualche presagio lo mostra. Al 35° Valeron segna 2-0 per il Deportivo La Coruña. A quel punto il Milan inizia ad avere paura, il Milan non riesce a trovarsi in campo, è una squadra completamente diversa da quella dell'andata. Il pubblico spinge il Deportivo, che ovviamente a quel punto non ha più nulla da perdere, a quel punto ci prova e addirittura fa il 3-0 prima dell'intervallo, e questo è il gol che taglia le gambe al Milan, perché probabilmente fosse andato a riposo su 2-0 sarebbe riuscito nell'intervallo a ricaricarsi, a ricompattarsi. Il gol del 3-0 che già elimina il Milan, segnato da Luque al 44esimo, proprio alla fine del primo tempo, innervosisce ulteriormente il Milan e gasa il Deportivo, che gestisce nel secondo tempo. Il Milan ci prova pure nel secondo tempo, ma le cose veramente non girano. Sono quelle serate storte che però
in Coppa, se ti capitano, ti mettono fuori. E al 75esimo il Deportivo con Fran trova anche il 4-0. C'è un'ultima opportunità per il Milan, che è un tiro bellissimo di Rui Costa diretto all'incrocio dei pali e deviato in calcio d'angolo dal portiere, credo già sul 4-0, quindi che avrebbe portato il Milan ai supplementari. La partita finisce e viene definita la caduta degli dei, perché il Milan, come abbiamo detto all'inizio, era davvero considerato la squadra migliore d'Europa, oltre che essere campione in carica. E il Milan manca quel bis che forse per certi versi quella partita lì è addirittura peggiore della sconfitta di Istanbul contro il Liverpool, perché quella partita lì fu vendicata poi nel 2007 dalla vittoria di Atene, e tanti milanisti dicono quando le cose vanno male è come si usa dire, dopo la pioggia esce sempre il sole, dopo una Istanbul c'è sempre un Atene. Quella partita con il Deportivo non verrà mai vendicata, perché il Milan fallisce l'opportunità di fare un bis europeo che in epoca moderna poi è riuscito soltanto a Real Madrid, che è riuscito addirittura a fare meglio. E quella gara lì condiziona anche il finale di campionato del Milan, che arranca un pochino. Il sabato di Pasqua vince contro l'Empoli 1-0 soltanto con un calcio di rigore segnato da Pirlo, un po' contestato dall'Empoli, un po' dubbio, ma ha tante scorie della partita del mercoledì prima. È come se lo scudetto a quel punto perdesse di valore rispetto alla possibilità di rivincere la Coppa dei Campioni. Il Milan comunque porterà a termine la missione scudetto, vincerà lo scudetto proprio nello scontro diretto contro la Roma il 2 maggio del 2004, ma quella partita di La Corugna ancora oggi a tutti i milanisti è rimasta qui. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa storia. Noi andiamo avanti, vi ricordo le solite cose: pollice in alto per un like, pollice in basso per i commenti, commentate sotto che cosa ne pensate di questa storia, se ve la ricordate, se ricordate quella partita, se ricordate quel calcio, e ovviamente se volete suggerirci qualche altra storia da raccontare, noi siamo qui, vi prendiamo in considerazione e racconteremo tutto ciò che voi vorrete, e noi ci vediamo come sempre alla prossima.